Esordio in Coppa Trinacre con vittoria per il Palermo Futsal Club che vince contro un ottimo Real Termini con il risultato di 8-5. Siamo qui con Gabriele Gennaro, autore di una pregevole prestazione, 3 gol. Ti chiedo subito una prestazione sulla tua personale e poi collettiva. Tanto buonasera a tutti, era importante vincere questa partita, sapevamo che era un avversario tosto, l'importante era mettere i 3 punti, ora ci aspetta la sosta, una buona prestazione sia collettiva che anche individuale. Hai avuto un po' di sfortuna quest'anno, la preparazione saltata, infortuni, adesso sì. sei tornato, gol in campionato, tripletta in Coppa, e questo è il Gabriele Gennaro che tutti conoscono? Ancora è molto presto dal Gabriele dell'anno scorso, ho avuto un brutto infortunio, piano piano sto cercando di recuperare al meglio per mettermi a disposizione della squadra per tutto il campionato. Dei 3 gol che hai fatto oggi, qual è quello che preferisci, che vuoi rivedere sicuramente tornato a casa? Il secondo gol, che è stata una cosa chiesta dal mister, vincere il contrasto e ripartire tutti insieme. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima gara di campionato, in questo caso il 20 gennaio, dunque si tornerà tra un mese contro lo Sparta Palermo. Ti chiedo subito, conosci i tuoi avversari e se sì, cosa ti aspetti da loro e poi come la preparerete, anche se sarà complicato effettivamente visto che si gioca tra un mese? Sì, sappiamo tutti che qualsiasi squadra che andremo a incontrare giocheranno al 150%, sappiamo bene che lo Sparta Palermo sta facendo un ottimo campionato, una squadra giovane che corre, ma noi ci prepariamo al meglio per affrontare anche questa partita.